E noi ci siamo trasferiti, siamo all'interno di questa grande azienda, la FIAL della famiglia Ruggiu. Siamo in compagnia di Diego Ruggiu, che per la seconda generazione abita qui praticamente in Veneto. Noi di seconda generazione siamo nati qui, papà si è trasferito da giovanissimo dalla Sardegna in cerca di nuove risorse, nuove opportunità, e negli anni ci siamo consolidati nel settore dell'illuminazione. Ma insomma, raccontiamo una cosa importante, insomma, FIAL. Ho visto l'Infinite Tower di Dubai, uno va a Dubai, vede questa struttura gigantesca piena di LED, luminosissima, è una struttura che praticamente parte da Suni. Infinity Tower è un progetto importante che è nato a Dubai, sarà la nuova torre che sovrasta il Dubai Marina, è una costruzione importantissima perché rivoluzionaria dal punto di vista dello stato progettuale, ruota su se stessa. La soddisfazione particolare nostra è che l'illuminazione esterna della torre, completamente a LED, è prodotta da noi. A Suni? I LED sono prodotti a Suni, certamente. Cioè Suni in Sardegna? Suni in Sardegna, in provincia di Oristano, è uno stabilimento in cui produciamo elettronica di altissimo livello e che è stato qualificato per l'illuminazione della torre. Insomma, la vostra è un'azienda praticamente a livello mondiale, perché so che state progettando, preparando anche altre situazioni grosse. Noi stiamo lavorando in tutto il mondo, in questo momento Dubai, Abu Dhabi, abbiamo da poco chiuso il contratto per quanto riguarda le Shining Tower, e lavoriamo in Egitto, lavoriamo in tutto il mondo. Hai capito? Dei sardi che si fanno grandi in giro per il mondo. Ma sai Diego, si parla tanto di crisi, ma la crisi esiste, si sente, c'è, non c'è? Come reagite voi poi che vi occupate di tecnologia? La crisi indubbiamente c'è, il mercato è in contrazione, in forte contrazione. Il mondo è grande, dà grandissime opportunità, girando, cercando, rodendo quote di mercato anche alla concorrenza, la crisi la si può anche superare. Da una parte c'è la crisi, si può andare dall'altra, zapparsi praticamente il lavoro. Andare a cercarsi il lavoro. Andare a cercarsi il lavoro. Ma parliamo della tua famiglia, seconda generazione, tu sei nato praticamente in Veneto. Io sono nato sì, in Veneto, nato e allevato in Veneto, di sangue sardo comunque. Di sangue sardo, ma quanto ami la Sardegna? Ho visto insomma che tieni tanto. Poi la Sardegna è la nostra terra, noi sentiamo un fortissimo richiamo, abbiamo la casa giù, spessissimo ogni occasione è buona per tornare in Sardegna, i miei bambini, i miei figli chiaramente anche sono molto legati, quindi ogni opportunità è buona per tornare giù. Siamo in compagnia di Vittorio Ruggiu, buonasera, un sardo che negli anni 70 è partito da Suni per andare a lavorare, a cercare un lavoro fuori. È andata così? È partito da Suni con tante speranze, tanti sogni nel cassetto, e il Veneto mi ha accolto a braccia aperte. Questa è una cosa che io non dimentico mai, ci tengo a dirlo, lo ripeto spesso. Il Veneto mi hanno accolto a braccia aperte e nel Veneto ho realizzato i miei sogni. Ho realizzato una bella azienda, sono contento, i figli sono in azienda, c'è un ricambio generazionale, quindi certo. La sardignità Ruggiu continua, spero che continui nel tempo. Avremo modo poi di parlare con suo figlio che ci spiegherà anche nello specifico esattamente cosa fate, ma io da lei in questo momento vorrei sapere, quando poi lei è partito, è venuto qui in Veneto, qual era il suo pensiero? Perché è partito? Non c'era lavoro a Suni, non c'era lavoro in Sardegna? Io provengo da un'estrazione agropastorale. Negli anni, ho vissuto gli anni della guerra, post guerra, anni difficili, molto difficili, e c'era un desiderio enorme di crescere, di migliorarsi, una spinta, una molla che mi ha incoraggiato a prendere la valigia e partire, perché non vedevo a Suni di potermi esprimere, realizzare il mio sogno. Quindi lei è già partito con un'idea? Avevo le mie idee nel cassetto, nella valigia, le ho portate appresso. Ho trovato un ambiente in cui chi lavora, chi ama il lavoro, chi ha voglia di lavorare,
nel Veneto può realizzare i propri sogni. Allora, guardi, noi lo diciamo ai nostri telespettatori, parliamo con lei, dovete sapere che Vittorio Ruggiu ha creato un'azienda incredibile, cioè che insomma lavorano in tutto il mondo, avremo modo poi di parlarne e scoprire meglio cosa hanno fatto, però voglio dire, mica è facile, negli anni 70 lei si è spostato, è venuto qui, come è iniziato poi a lavorare in questo settore? Beh, lì uno viene contagiato facilmente dalle aziende leader del settore che in quel momento là andavano per la maggiore. Io mi sono avvicinato a questo mondo grazie a delle conoscenze degli amici, ho collaborato con loro inizialmente, poi è diventata una società di 3 soci, poi alla fine quando mi sono sentito tranquillo e in grado, forte, di poter affrontare questo mondo da solo, non ho esitato, ho detto grazie. Parto da solo, partito da solo perché pensavo già di continuare con i figli e questo è avvenuto. E si è sposato qua in Veneto? Ho sposato una veneta, i miei figli sono veneti anche se amano dire a tutti che sono sardi, hanno il sangue sardo. Che il sangue è sardo e hanno molto della Sardegna, hanno il coraggio e la forza del sardo e questo forse li aiuta, li ha aiutati, li sta aiutando a sviluppare questo progetto che io ho sviluppato fino a un certo punto e loro certamente, lo dico senza termini, che stanno migliorando e stanno sempre di più. Pensate, vi anticipo questa cosa, lui è partito, è venuto qui in Veneto, ha creato questa azienda, ma la cosa bella è che poi insomma ha dato del lavoro anche alla Sardegna, perché proprio a Suni poi è nata un'altra azienda che è gestita da voi, che costruisce componenti che poi vanno in giro per il mondo. A Suni ho aperto un'azienda che è collaterale a questa azienda che è Illuminotecnica, quindi tutti i componenti elettronici di questa azienda vengono prodotti in Sardegna alla ditta Fial. In ditta Fial producono tutte le componenti elettroniche per l'Illuminotecnica, dove nascono i LED, che noi i LED li usiamo per i nostri apparecchi di illuminazione. Poi il contagio. A Suni è nata un'altra azienda, bellissima azienda, che si chiama la Suniplast. Vi state dando da fare? La Suniplast da 6 anni occupa oltre 12 dipendenti ed è dedicata e delegata dal Ministero della Salute per l'identificazione degli animali. Produciamo le marche, auricolari per il bestiame. Sì, ho capito. E oggi, siccome è obbligatorio non più la marca ma il bollo elettronico, con relativo lettore, questi vengono prodotti, fabbricati e distribuiti dalla Suniplast a Suni. Io vi faccio i complimenti, insomma, anche perché con la crisi che c'è adesso, certo, non solo nella nostra nazione, non solo nella nostra isola, insomma, ben venga qualcuno che dia più lavoro. Spero di essere profeta in patria. Attualmente noi forniamo circa il 70% del mercato sardo, del mondo agropastorale. Il 30% ancora continua a servirsi all'estero, ma siccome io in Sardegna do lavoro e spero con questo 30% che rientri in Sardegna per poter certo, i 12 dipendenti di oggi diventare 15. Lei mi piace tantissimo. Complimenti a voi. Anche a voi. Arrivederci. 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 Dunque papà nasce a Suni e all'età di 16 anni, opportunità molte non ce n'erano perché mio nonno era pastore e chissà cosa sentiva all'interno, cosa l'ha spinto, ha sentito la necessità di lasciare, andare a cercare fortuna, trovare opportunità diverse. È partito come militare e poi ha avuto nel percorso suo giovanile delle conoscenze e amicizie, ha avuto l'opportunità di iniziare la sua piccola attività imprenditoriale, parliamo prima degli anni 70, e era un piccolo artigiano, metteva in pratica le sue conoscenze di elettronica della scuola e ha iniziato a fare i primi apparecchi di illuminazione. Da lì c'è stata un'evoluzione, l'azienda è cresciuta molto, ora papà ha lasciato spazio a noi, siamo 3 figli, che siamo tutti e 3 in azienda con incarichi diversi e ci stiamo occupando di portare avanti l'azienda.